Ritorniamo in studio. Maniero, di che cosa hanno bisogno secondo lei soprattutto i suoi cittadini? Che cosa le chiedono? Ma il problema è che secondo me i cittadini vedono di fronte innanzitutto l'istituzione locale come la prima istituzione a cui si può attingere e vedono che pagano tutti i giorni le tasse puntualmente. Forse devono sapere anche che quanto pagano va in minima parte agli enti locali. Qui il problema è la distribuzione delle risorse fra livello statale, diciamo regionale e comunale, se vogliamo provinciale. Allora, l'altro giorno parlavo con un sindaco spagnolo, mi diceva che per loro un'equa distribuzione delle risorse è un terzo allo Stato, un terzo alla regione e un terzo al comune. Ho detto guarda, e si lagnava perché aveva solo il 10% delle risorse che pagavano i suoi cittadini. Io facendo un conto, forse noi abbiamo un 2% di quello che pagano i nostri cittadini e quindi siamo istituzioni deboli di fronte a un territorio benestante, diciamo che paga tante tasse ma che vanno da altre parti, quindi la sperequazione sta lì, quindi noi vogliamo un'equità di distribuzione delle risorse dando ai comuni una parte equa di quello che i cittadini pagano.